Parere favorevole dell'ASP di Agrigento per l'utilizzo delle acque del lago Arancio per l'uso irriguo. È un'ottima notizia per gli agricoltori della Valle del Belice, alle prese con gli effetti della persistente siccità. Un aspetto fondamentale è che le risorse idriche disponibili potranno essere impiegate anche per le colture ortive, oltre che per quelle arbustive e fruttifere, ad alto, medio e falso fusto. Era una richiesta che avevo inoltrato all'ASP a fine gennaio, recependo le preoccupazioni crescenti dei produttori per la carenza d'acqua. Lo dice l'assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità, onorevole Roberto Di Mauro, dopo il via libera provvisorio del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, a consentire il prelievo delle acque invasate nel lago Arancio nel territorio dei comuni di Sambuca di Sicilia, Santa Margherita del Belice e Sciacca. I campionamenti effettuati dall'ARPA lo scorso 21 gennaio hanno attestato che il valore delle microcistine prodotte dalle alghe presenti nel bacino rientra nei volumi minimi di legge per il consumo umano, quindi l'acqua si potrà utilizzare.